لا إله إلا الله. Com'è lontano quel 13 giugno del 2008, con la comunità musulmana che rivendicava il diritto ad avere un luogo di preghiera. Si erano riuniti prendendo in affitto l'ex supermercato di Via Puglie e da lì 3 anni dopo erano stati sfrattati, chiudendo una vicenda che aveva bollato questa parte del quartiere di San Liberale come la Casbah di Treviso. Oggi, 5 anni dopo, il ghetto islamico non esiste più, come ci conferma il volto della comunità musulmana a Treviso e nella Marca. È finita l'epoca in cui era una chiusura da parte della politica e poi c'era una reazione da parte dei giovani e adesso ormai c'è un dialogo. Per questo nella nostra città difficilmente si potrebbero creare situazioni come quelle di Bruxelles. C'è un tasso di integrazione molto all'avanguardia e siamo molto contenti come sono spalmati anche gli immigrati dentro il tessuto sociale, perciò non ci sono ghetti e non ci sono confusione. E proprio per questo i primi a combattere il terrorismo islamico sono proprio all'interno delle comunità musulmane a Treviso. Noi dobbiamo lavorare per poter non accadere questi episodi. Sembrava di no, ma c'è una ristretta collaborazione con l'intelligence, con la forza dell'ordine e quindi sembrava che noi non chiudiamo i due occhi, ma noi abbiamo un occhio chiuso e un occhio aperto. Questo però non cancella del tutto il timore che ci siano terroristi isolati, le cosiddette cellule dormienti, anche se la crisi ha svuotato tanti appartamenti di questo e di tanti altri quartieri, un tempo a maggioranza islamica. Le persone si spostano in cerca di un mondo migliore e tanti sono tornati in paesi d'origine perché nei paesi d'origine adesso c'è un'area di sviluppo.